Assoluta intransigenza. Questo sarà l'atteggiamento dell'Ordine dei Medici di Padova nei confronti dei colleghi che continueranno a non vaccinarsi. Al momento sarebbero 96 su 8.900 iscritti. I medici che attualmente, dalle notizie che abbiamo, non si sono ancora vaccinati, per quanto riguarda l'Ordine di Padova, sono circa un 95-96, tenendo conto che abbiamo 8.900 iscritti. Quindi diciamo che è un fenomeno abbastanza residuale, ma su queste situazioni non ci saranno sconti. È assolutamente inconcepibile che un medico possa praticare la professione non riconoscendo l'indispensabilità dei vaccini. E quindi su questo non ci saranno sconti per nessuno. Nel momento in cui ci verranno comunicate le sospensioni da parte delle aziende, noi ne daremo immediatamente seguito e daremo anche pubblicità alla cosa. Non è un problema di ghettizzazione, è un problema di tutela della salute pubblica, perché è stabilito dalla Costituzione che l'interesse della salute collettivo passa attraverso la salute dell'individuo, ma è un interesse primario dello Stato, e quindi l'Ordine, come organismo ausiliario dello Stato, ha l'obbligo della tutela della salute della collettività. Il dottor Crisarà ha anche espresso la solidarietà dell'Ordine Padovano alla collega Samantha Grossi, presidente delle professioni infermieristiche del Trevigiano. La dottoressa è stata minacciata anche pesantemente con messaggi al telefono e sui social dopo il suo intervento alla trasmissione Focus condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, criticando la posizione degli operatori sanitari veneti che non vogliono vaccinarsi. La mia piena solidarietà alla dottoressa, di cui ho molto apprezzato anche la posizione durante la riunione in regione. Poi, se mi permette una battuta, non ho la corporatura della dottoressa per essere così facilmente minacciato, e le posso garantire che quello che scrivono sui social assolutamente non mi sfiora.